Ciao ragazzi, come va il vostro isolamento da coronavirus, se così possiamo chiamarlo? Beh, in ogni caso, io ho fatto una scelta. Io resto a casa. Per quanto questo possa sembrare assurdo o irreale o comunque difficile perché non si lavora, credo che le regole vadano rispettate. Quindi adesso il problema che si pone è come impieghiamo questo tempo. Questa è a Camilla, che all'alba delle 10:30 va a fare i compiti. Dicevo, come impieghiamo questo tempo libero che adesso inevitabilmente ci troviamo ad avere a disposizione? Beh, io personalmente da un lato credo che lo userò per passare più tempo con i miei figli, che il lavoro mi porta spesso lontano da casa e quindi non sempre riesco ad essere presente come vorrei. Però magari un consiglio mi sento anche. Questo è Leonardo. Scusate. Oggi mi sento di darvi un consiglio. Ti porto a casa, nel senso che nella mia app per chi ce l'ha oppure sul mio canale YouTube, perché non andate a guardarvi qualche video di quelli che ho fatto negli anni scorsi o in questi mesi? Perché sarà anche vero che finirà il coronavirus. Sarà anche vero che un video al giorno non toglie il coronavirus di torno, ma è altrettanto vero che magari allieta qualche momento, vi fa vedere qualcosa di bello e di piacevole. Oppure, ancora meglio, perché non mi scrivete? Perché non mi fate partecipe di come state vivendo voi l'isolamento da coronavirus? Oppure, meglio ancora, perché non mi date qualche idea così pensiamo già a riprendere, a quando si ricomincerà con la vita normale di cui tutti abbiamo estremamente voglia e bisogno? Scrivetevi, mandatevi i vostri messaggi, mandatemi quello che pensate, quello che magari vorreste che io facessi per continuare a fare di Ti porto io uno dei simboli del racconto del territorio più importanti. Aspetto i vostri messaggi. Ciao ragazzi, buon isolamento a tutti, se così possiamo definirlo. Ciao!